Il famoso e originale Presepio in movimento, storico con voce narrante, 34esimo anno, a Sels, frazione di Ronchi dei Legionari, dal 1981, ideato e creato da Corrado Gon. Per questa edizione si presenta con ben 340 figure animate. È stato definito ormai da diversi anni uno dei pochi presepi d'Italia con un numero così elevato di figure in movimento, azionate da un solo motore. Presepio animato. Per non cadere nella banalità e per essere distinto dagli altri, Gon ha pensato tanto e finalmente ha trovato un nome originale che poteva stare bene per definire il tutto ed è arrivato a chiamarlo Presepio in movimento. Così il narratore, ed ora la parola all'ideatore. 34esimo anno è un traguardo non secondo me da poco, perché c'è un notevole lavoro, dato anche il freddo che abbiamo qua. Sono vestito un po' come Babbo Natale in questo istante. Comunque sì, sono arrivato a 340 figure animate con un motore solo e spero di colpire un po' anche quest'anno qualche visitatore più attento alle novità, alle cose. Non vorrei svelare tanto le novità, perché così la gente si incuriosisce e viene a trovarmi. Infatti non a caso anche noi abbiamo cercato di fare delle riprese abbastanza curiose, senza però andare a togliere, come si dice, l'emozione di viverlo dal vivo. Sì, perché sennò sarebbe come un prestigiatore che un po' svela il trucco. Non so se ho salutato i telespettatori, comunque voglio farlo adesso a tutti i telespettatori sì, che stanno seguendo questo programma. Allora, sono 340 statuine, no? 300 statuine, sì, 340 con un motore solo. Ecco, è rappresentata la Palestina, e ci sono le mura di Betlemme, Gerusalemme e Nazareth, e tutte queste figure, come dicevo prima, azionate da un motore solo tramite un sistema di ingranaggi molto complesso. Ecco, quanti anni esattamente che lo fai? 34 abbiamo detto. 34 e ho iniziato a pensarlo nel 78-79. Io attualmente ho 48 anni, se si può dire, quindi per cui uno fa un calcolo, sì. Certo. Hai i primi esperimenti a casa per poi iniziare ufficialmente questa avventura, no? Sì, le prime pecore che si muovevano a casa, mosse fine anni 70 da uno spago, poi siamo passati a qualche motorino, a un certo punto nell'82-83 ho usato una fonovaligia per muovere il tutto, cioè la forza del piatto che girava il disco di una volta. Il fonovaligia erano quei giradischi nei quali sul coperchio c'era l'altoparlante per ascoltare la musica, quelli verdi classici di una volta. E poi sono passato all'attuale motore, che è un motore molto grande in un riduttore per azionare il tutto. Allora, fino a quando sei aperto? Sono aperto, perché teniamo aperto io, la mia fidanzata e mia mamma, fino al 18 di gennaio. Dal 7 di gennaio diciamo solo i pomeriggi dalle 2 alle 5 di sera. Dalle 14 alle 17, mentre fino al 6 gennaio tutto il giorno. Tutto il giorno, anche diciamo fino al 6 gennaio, anche 7 mi pare compreso, adesso mi sfugge un attimo, dalle 10 alle 12 il mattino. Perfetto, allora non resta che invitare i nostri telespettatori a fare una visita a questa bellissima iniziativa, perché 34 anni di storia non si devono buttare nel cestino. E volevo ricordare ancora una cosa, che oltre al presepio adiacente già da 2 anni ho realizzato anche una piccola mostra riguardante sempre cose riguardanti il Natale, sempre fatte dal sottoscritto, di cui i vestiti sono stati realizzati dalla mia fidanzata, che in questo momento comunque non entra nella telecamera. Allora non resta che venire a trovarti. Vabbè sì, se le persone vogliono venirmi a trovare, io sarò ben felice di fargli gli auguri, anche oltre a farli in televisione, ma di persona. E se qualcuno vuole così scambiare 2 parole, sapere qualcosa di questo mondo, che forse è un mondo fantastico ma forse più reale di quanto sembra, sarò ben lieto di accogliere queste persone, insomma, no?